Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Stefano, una partita molto intensa, penalizzata da un campo pesante, soprattutto perché ghiacciato. Sì, campo al limite della praticabilità, perché comunque ha fatto freddo, ha fatto neve, è stata dura, però abbiamo lottato, ci siamo aiutati, abbiamo fatto 3 punti, quindi tutto è andato per il meglio. Per voi è stata la partita del riscatto dopo il passo falso di Adria? Sì, sapevamo che a Adria il pareggio poteva starci, abbiamo sbagliato noi, abbiamo capito che paghiamo gli errori, come in questa categoria si pagano gli errori, e abbiamo cercato di limarli al minimo e ci siamo riusciti, siamo stati bravi. Seconda vittoria del Polisportivo, corredata da 4 pareggi, quindi il comunale di casa regge. Ma insomma dai, è il nostro campo ed è giusto che tutte le squadre che vengano qua facciano fatica. Ecco, lo scorso anno 8 punti in casa, quest'anno con i 3 di oggi sono ben 10, quindi il fattore campo vi dà una mano anche se l'inverno diventa rigido. Sì, parecchio diventa rigido, però insomma noi il nostro campo lo conosciamo, sappiamo che possiamo far bene, le distanze ci sono, è un bel campo, uno dei più grandi della Serie D, lo conosciamo e quindi sta diventando importante e i numeri parlano chiaro. A livello personale invece la tua collocazione in campo quest'anno, regista di centro-sinistra, sta evidenziando certe tue qualità che non sono più di spinta ma bensì di collante tra difesa e i giovani. Sì, il mister, io gioco dove mi mette il mister sostanzialmente, non ho grossi problemi, insomma, è qualche anno che gioco in Serie D, un po' di esperienza me la sono fatta e non ho nessun problema a giocare lì. E quell'assenza per Covid di PD ha evidenziato ancora questo tuo spessore tecnico? Insomma, non abbiamo una rosa lunghissima e questo è ovvio, ogni mancanza per noi è importante, però l'abbiamo sopperita al meglio, ma anche perché abbiamo fuori Masoch, abbiamo oggi giocato Bertagno che non era al 100%, insomma abbiamo sopperito delle mancanze in maniera eccellente. Ecco, gli anni passano, vedremo ancora un Mosca 20+20+20, quindi che si sciroppa tutta la corsia di sinistra. Lo spero, non lo so, vediamo, anno per anno te lo so dire. Ecco, oggi il rientro di PD e Bertagno, la squadra è apparsa più equilibrata proprio su un terreno dove bisognava pensare molto, agire con prudenza. Sì, Giorgio ci dà sicuramente una grande fisicità, ci dà spinta, ci dà gamba, ci dà qualità davanti.
Cristian, è arrivata la sconfitta, ma giocare su un terreno del genere, ma soprattutto il calcio di rigore ha condizionato la vostra prestazione. Sì, è arrivata una sconfitta a campo difficile per tutte e due le squadre, obiettivamente è chiaro che andare in vantaggio in una partita del genere è determinante, l'abbiamo avuto un'occasione di rigore, l'abbiamo sbagliata e l'hanno fatto loro. C'è da dire poi che insomma, obiettivamente per chi ha visto la partita insomma, il Cagliari non meritava di perdere. Ecco. Penso che nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta, ci è mancato il colpo risolutore, questo sì. Questa sconfitta arriva dopo 4 pareggi consecutivi, la squadra ha qualche difficoltà nel finalizzare? Ma no, insomma io penso che dobbiamo cercare tutti quanti di migliorare, di cercare tutti di trovare la porta con più di continuità, di migliorare un po' la cattiveria in allenamento perché comunque là ci arriviamo, la squadra oggi ha giocato, nel secondo tempo penso che abbiamo creato 7-8 angoli, situazioni in area parecchie, 7-8 tiri dal limite, ci vuole un po' più di cattiveria, questo sì, però da mister faccio fatica a dire non abbiamo giocato.